L'Italia di chi non si ferma mai. Il doppio lavoro di caregiver. Corriere del Veneto, martedì 31 dicembre 2024. Ci sono 2.800.000 connazionali che non si fermano mai, ma proprio mai. Tutti e tutte si meritano che ciascuno di noi rifletta per un momento e dedichi loro un pensiero o un'azione, soprattutto in queste giornate nelle quali chi più chi meno pensa a pranzi e cene e chi può si sta preparando per le vacanze e qualche giorno di meritato riposo. Mi riferisco a chi assolve il ruolo di caregiver per l'assistenza a lungo termine di una persona del proprio nucleo familiare con malattia o con disabilità o perché è anziana non autosufficiente. Qualcuno parla di una moltitudine operosa e ancora poco conosciuta. A me viene da aggiungere che si tratta di una moltitudine che per ora è anche silenziosa. Nel rapporto Il valore sociale del caregiver, presentato lo scorso 18 ottobre 2024, il CNEL ha descritto questa moltitudine a partire dalle ultime rilevazioni Istat disponibili, relative all'indagine sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari in Italia e nell'Unione Europea del 2019, e ai dati contenuti nel modulo Conciliazione tra lavoro e famiglia della rilevazione sulle forze di lavoro del 2018. Il quadro che emerge dice che dei 2.800.000 rilevati, il 56,5% risulta occupato, il 37% è inattivo e il 6,5% è in cerca di un'occupazione. In buona sostanza, nelle nostre imprese ci sono 1.600.000 persone che svolgono un doppio lavoro alla luce del sole, di cui solo uno è retribuito e riconosciuto. In più, nel nostro paese c'è 1 milione di persone, in prevalenza donne, che rinuncia a cercare un lavoro retribuito per dedicarsi al lavoro invisibile di assistenza in famiglia. È accettabile? Cosa possiamo fare? Oltre alle legislazioni specifiche nazionali che disciplinano i diversi ambiti dell'assistenza a lungo termine, i territori si muovono in autonomia e, viene da dire, con ottica autenticamente bipartisan. In Veneto, la Regione ha attuato diverse iniziative per sostenere il caregiving familiare, riconoscendo il ruolo cruciale nell'assistenza a persone non autosufficienti o con disabilità. Interventi di sollievo, sostegno economico, supporto educativo, azioni di sensibilizzazione. All'interno del sistema sanitario regionale ci sono azioni territoriali mirate alla prevenzione e al sostegno sociale, relazionale ed economico di caregiver e famiglie nel contesto di vita quotidiano. Lo scorso 24 settembre 2024 al Consiglio regionale del Veneto è stato presentato il progetto di legge numero 303, disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno del caregiver familiare, con prima firmataria la consigliera regionale del Partito Democratico Chiara Luisetto, che tra i punti include il riconoscimento delle competenze acquisite come caregiver per favorire il reinserimento lavorativo o la transizione verso nuove opportunità. Le parti sociali si stanno muovendo attraverso la contrattazione collettiva, inclusa quella aziendale e territoriale. C'è la via organizzativa, che passa per soluzioni salvatempo o dai tempo, con forme di banca ore solidale alimentata da maestranze e imprese per l'assistenza estesa anche ai genitori non autosufficienti, piuttosto che per forme ad hoc di flessibilità di orario o di accesso al lavoro agile, oltre quanto definito dai contratti e dalle normative vigenti. C'è la via economica, che ha come obiettivo creare le condizioni per disporre di risorse economiche per eventuali esigenze di non autosufficienza, sgravando così la rete familiare. C'è la via del welfare, che si esprime con servizi diretti a supporto tanto dell'attività di assistenza quanto del benessere di chi, dopo il lavoro in azienda, si dedica alla cura in famiglia. Il welfare aziendale, a ben vedere, è un'area che ben si presta ad assorbire le specifiche esigenze della moltitudine doppio lavorista che merita soluzioni ad hoc. Su questo fronte c'è anche Veneto Welfare, l'unità operativa all'interno di Veneto Lavoro, che insieme a enti e istituzioni territoriali si propone di realizzare un vero e proprio modello di welfare integrato regionale. È quasi certo che prima o poi tutti e tutte noi sperimenteremo il ruolo di caregiver, oppure ne avremo bisogno. Ricordiamocene durante la pausa natalizia.